riuniamo per parlare del padre, delle sue idee, della sua motivazione profonda, addirittura in senso indipendentista, ci ha spiegato, non solo autonomista, purtroppo anche per parlare della morte assolutamente prematura del padre. Adesso non entriamo nello specifico dell'eventuale giallo, dei misteri, ma nella sostanza chi voleva fermare suo padre e che cosa ha ottenuto fermandolo, addirittura uccidendolo? E allora, chi voleva fermare mio padre, ci sono tante versioni storiche che danno all'una o all'altra fazione la possibilità. Però in famiglia voi percepivate chi era il vero nemico di Antonio Canepa? Io posso dirle, e questa è un'anteprima perché non ne ho parlato mai con nessuno e quindi è la prima volta che parlo di questa mia conversazione familiare con mia madre, che sapeva molto perché in molti casi è stata insomma anche lei coinvolta nell'azione politica di mio padre, e quindi io le posso dire che mio padre aveva intenzione di chiudere questa esperienza indipendentista perché evidentemente si era reso conto che qualcosa dal di dentro remava contro, e quindi la voleva chiudere, ma in maniera intelligente, perché facevano capo a lui tanti giovani, praticamente c'era l'intera quasi popolazione siciliana che aveva abbracciato questa idea indipendentista della Sicilia. Mi colpisce il fatto dei giovani, perché adesso vedremo insieme nel dettaglio che con lui furono uccisi due suoi stessi collaboratori, uno di 18 e uno di 22 anni. Quindi... Infatti, mio padre insegnava all'Università di Catania. Erano suoi allievi. Ed erano ragazzi che quindi conoscevano le idee di Canepa. Lui voleva ritirarsi quindi? Lui aveva intenzione di ritirarsi, però non da solo, cercando anche una motivazione, e quindi tant'è vero che il giorno dell'eccidio mamma, che abitava a Messina, è andata a Catania perché aveva l'appuntamento con lui alla stazione, in quanto avevano già affittato la casa e dopo successivamente avrebbero portato me, piccola di 1 anno e mezzo, anche a Catania. Signora Teresa, su questo ci fermiamo. Io la ringrazio e la invito, se non le fa troppa impressione, a vedere con noi la ricostruzione che abbiamo fatto dell'imboscata, dell'eccidio di Randazzo, in cui suo padre purtroppo perse la vita. Grazie. Grazie a lei. La notte tra il 15 e il 16 giugno, il comandante Antonio Canepa e altri 5 della spedizione, Carmelo Rosano, Giuseppe Amato, Antonio Pelis, Giuseppe Lo Giudice e Nando Romano, marciarono per essere all'alba alla tenuta di Bolo, a metà strada tra Bronte e Cesarò, dove ad attenderli c'era il motocarro Buzzi, messo a disposizione dai compagni. Io ho avuto la fortuna di conoscere Giuseppe Amato, uno dei protagonisti di quel tragico fatto, di quella tragica mattina di domenica 17 giugno 1945. I carabinieri intimarono là, cominciarono a crepitare le armi e subito caddero Carmelo Rosano, pensate, 22 anni compiuti quella stessa giornata, il primo a cadere. Antonio Canepa, l'ideologo, il grande condottiero, lo chiamavano il comandante dell'Elis, esercito volontario per l'indipendenza della Sicilia. Con lui poi ancora Giuseppe Lo Giudice, 18 anni appena, studente liceale. Su questa vicenda ci sono molte zone d'ombra. Le relazioni e i racconti pubblicati non combaciano all'eccidio di Randazzo e tuttora avvolto nel mistero. Uccidendo Antonio Canepa, esponente di sinistra del MIS, di fatto venne anche annientata la componente progressista del movimento. Sul luogo dell'eccidio, lungo la strada statale, sorge il suggestivo Cippo, monumento in pietra dedicato ai caduti dell'Elis. Questa puntata è stata